per omicidio colposo, lo skipper del catamarano a bordo del quale è morta la 17enne Anna Chiti. Giovedì l'autopsia sul corpo della ragazza a Venezia al presidio di sindacati e studenti. Manifestazione contro il DDL sicurezza in occasione della visita del ministro dell'Interno a Venezia per il Festival delle Regioni. Scontro tra attivisti dei centri sociali e polizia a poca distanza dalla Fenice, sede del vertice. I presidenti di regione votano un documento unitario al governo per chiedere di valutare un approfondimento sul tema del terzo mandato, l'annuncio di Fedriga. Va a trovare l'amico in un palazzo dell'Arcella a Padova, poi con la scusa di fumare una sigaretta si butta dal sesto piano. Tragica fine per un 58enne, shock tra i residenti. Da lunedì prossimo scatterà la zona rossa anche a Treviso, nel quadrante di via Roma. L'annuncio in prefettura davanti a sindaco, forze dell'ordine e commercianti, durerà 40 giorni. Il prefetto non esclude altre aree interessate. Velodromo di Spresiano, sopralluogo di Unione Ciclistica Internazionale e Federazione Italiana, impianto pronto per l'autunno del 27. Il suo completamento potrebbe valere l'assegnazione dell'Italia ai mondiali del 2031. Ricordo di Sami Basso ha emozionato l'Arena di Verona, dove durante l'evento Incontrarti, presente Sammy Runners, è stata letta a più voci la sua lettera di testamento. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, un veloce sguardo a quello che è il sondaggio di Ring, il cui esito come sempre andrà in onda a partire dalle 21 durante la puntata di questa sera con il nostro Ferdinando Avarino. Il tema è ancora la politica, parliamo se secondo voi il centrodestra sia a rischio crack anche in Veneto con la crisi che si sta delineando sul presidente della regione del Friuli. Sì o no ai soliti numeri che vedete in sovraimpressione, continuate a votare, c'è tempo fino e durante anche la puntata di Ring a partire dalle 21. Siamo alla cronaca, l'apertura del telegiornale con il caso di Anna Chiti. Lo skipper del catamarano è formalmente indagato per la morte della studentessa 17enne. Nel frattempo è stata anche fissata la data dell'autopsia sul corpo della ragazza. Andrea Ravagnin, il 35enne armatore e skipper del catamarano su cui ha perso la vita la giovane Anna Chiti sabato scorso, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione delle norme su informazione e violazione dei lavoratori. Lo rendono noto i suoi legali, gli avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò. La studentessa 17enne non sarebbe stata formata per quelle mansioni, come conferma anche il papà, distrutto dal dolore. Non erano le sue mansioni, perché lei doveva fare solo l'interprete, perché sapeva 5 lingue. Anna infatti avrebbe dovuto fare l'oste, sola guida per i turisti. A detta del papà, inoltre, non era la prima volta che si recava sul posto per imparare quello che sarebbe poi potuto diventare un lavoro a tutti gli effetti. Sulle 5 volte, ma così santuariamente solo per pulire le barche, ma non per lavorare. Contestualmente la procura ha comunicato che l'autopsia sul corpo di Anna sarà eseguita giovedì mattina all'ospedale civile di Venezia. Ma mentre le indagini proseguono, resta una famiglia che ancora non si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia. Distrutto. Non oso pensare a un papà cosa che posso al di fuori da perdere un figlio in questa maniera qua, no. E abbiamo collegato da Venezia il nostro Filippo Fois. Abbiamo annunciato anche nei nostri titoli c'è un presidio fuori dalla stazione dei treni proprio per il caso di Anna Chiti. Filippo, buonasera. Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. A meno di 24 ore sostanzialmente dalla tragedia che si è consumata a Venezia, la CGIL di Venezia assieme all'UDU, l'Unione degli Universitari, e alla rete degli studenti medi ha immediatamente indetto il presidio che vedete adesso nelle immagini di Tommaso Migotta. Noi siamo con il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano. Che cosa volete dire con questa manifestazione? Ma noi siamo qui per dire in modo chiaro che non ci abituiamo ai morti sul lavoro, agli infortuni, alle migliaia di persone che ogni anno tornano a casa con un infortunio che gli cambierà in moltissimi casi per sempre la vita. Una situazione gravissima che interessa migliaia di famiglie nella nostra provincia e che deve vedere un impegno diverso delle istituzioni. Serve mettere la tutela della salute e della sicurezza prima del profitto. In questo caso si tratta di una vicenda abbastanza singolare, diciamo, c'è un'inchiesta in corso da parte della magistratura, per cui non ci possiamo esprimere, però è morta una ragazza giovanissima, non è neanche maggiorenne. È una figlia strappata a un padre giovanissima, una famiglia
Evidentemente l'inchiesta ci dirà che cosa è accaduto, perché era lì, soprattutto se stava lavorando, in quali condizioni. Probabilmente quella ragazza doveva essere da un'altra parte o doveva lavorare in una condizione di sicurezza, di protezione, non certo rischiare la propria vita. Poi vedremo cosa è successo, ma purtroppo non è una fatalità, perché sono molti giovani anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro che abbiamo visto che perdono la vita. Quindi questo vuol dire che serve proprio cambiare il nostro paradigma. Grazie a Daniele Giordano. Naturalmente continueremo a seguire questa manifestazione alla quale stanno partecipando molti giovani, anche molti cittadini, ci sono molte bandiere e avremo modo di raccontarvela più per esteso. Ringraziamo anche Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, e ti restituisco la linea. Grazie Filippo, grazie Tommaso che ha curato la parte tecnica. Continuiamo con la cronaca. Lo stalker 19enne di Ferrara è tornato all'attacco, questa volta però con sé ha legato il braccialetto elettronico. Aveva promesso di non avvicinarsi più né a lei né alla sua famiglia, ma la notte scorsa le ha telefonato nascondendo il numero. Inoltre, lunedì non si sarebbe presentato alla caserma dei Carabinieri di Ferrara per la firma come disposto dal giudice, violando così 2 diverse misure in poco tempo, decise dopo gli episodi nei confronti della ragazza padovana, ultimo la minaccia con le forbici avvenuta a Mirano. Dal reparto di psichiatria dove era stato ricoverato a Ferrara, il 19enne si era scusato dicendo di soffrire di bipolarismo e di volersi curare. Era riuscito anche a parlare con Gino Cecchettin, scusandosi per i post sui social in cui definiva Filippo Turetta un esempio da seguire. Ma il suo pentimento è durato poco, perché è tornato alla carica. Ora gli è stato messo il braccialetto elettronico alla caviglia, come lui stesso ha voluto documentare sul suo nuovo profilo Instagram. Il dispositivo è previsto scatti sia entro i 500 metri dall'ex fidanzata, sia se dovesse avvicinarsi alla stessa distanza alla zia di Mirano che l'ha ospitata per 3 settimane. Siamo a Padova ancora con la cronaca. Tragedia questa mattina all'Arcella, un uomo è morto precipitando dal 6° piano di un condominio. Va a trovare un amico e precipita dal balcone del 6° piano. Il dramma all'Arcella in via Aspetti, in un condominio all'angolo con via Temanza. La vittima è un operaio di 58 anni. Secondo quanto ricostruito, sembrerebbe che l'uomo, che da qualche tempo viveva una situazione di difficoltà, fosse andato a fare visita all'amico. Poi, con una scusa di fumare la sigaretta, sarebbe uscito da solo sul balcone e si sarebbe gettato nel vuoto. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di molti che si stavano recando al vicino mercato rionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Padova che hanno transennato l'area e dopo i rilievi hanno rimosso la salma restituita ai familiari. Ricordiamo che in caso di difficoltà sono molte le associazioni come Telefono Amico e Leo Found che offrono sostegno e supporto telefonico. Lo scontro con la polizia che sbarrava la strada al corteo dei centri sociali ha contraddistinto la manifestazione di protesta contro il DDL sicurezza. I manifestanti intendevano portare la contestazione alla Fenice, dove si trovava il ministro dell'Interno Piantedosi. Lo scontro tra manifestanti e polizia avviene in Calle dei Frati, da Camposanto Stefano, dove si svolgeva un presidio contro il decreto sicurezza del governo Meloni, parte un corteo che tenta di raggiungere Campo Sant'Angelo e da lì portare la contestazione al Teatro La Fenice, dove il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sta partecipando al Festival delle Regioni. Quello stesso governo che non sta facendo altro che tagliare tutti i fondi per i nostri territori, per le nostre regioni, per le nostre città, tagliando welfare, tagliando servizi, tagliando la sanità. Il senatore mestrino Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, ha definito l'episodio di Calle dei Frati un oltraggio a Venezia da parte dei teppisti dei centri sociali. Speranzon chiede misure dure e tolleranza zero per questi gruppi organizzati che definisce di codardi e violenti che offendono la democrazia sotto la maschera della protesta. Secondo Walter Mazzetti, segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, si è trattato di uno scenario desolante e gravemente rischioso per i colleghi del 2° reparto mobile di Padova, che conferma quanto invece sia necessario che il decreto sicurezza trovi piena attuazione. Dall'altra parte la lettura è opposta. Questa città si è dimostrata ancora una volta antifascista e contro la deriva autoritaria di questo governo, rifiutando una passerella istituzionale che parla di eccellenze del territorio dentro una città che è svenduta in nome della turistificazione di massa, che è caratterizzata da case vuote e dalla devastazione di questo territorio in nome del profitto e della turistificazione.
Festival delle regioni a cui non sono mancate le divisioni, dal limite al terzo mandato all'autonomia differenziata. Dopo l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Ducale, quella al Teatro La Fenice sarebbe dovuta essere la giornata della Premier Giorgia Meloni, ma la sua partecipazione all'atto conclusivo del quarto Festival delle Regioni e delle Province Autonome è saltata per motivi di salute. Il Presidente del Consiglio probabilmente ha avuto delle defiance dal punto di vista fisico, non lo so, immagino, ma non è un'assenza strategica. Aggiungo anche di più che io ho un ottimo rapporto con lei, siamo stati colleghi anche ministri assieme. Le voci maliziose di un'assenza tattica della Premier fanno riferimento alle polemiche che hanno segnato questo festival. Se la legge Calderoli sull'autonomia differenziata divide i presidenti di regione, il dibattito sul terzo mandato, riacceso dall'impugnazione del governo, leghisti esclusi della legge elettorale della provincia autonoma di Trento, divide il centrodestra. Io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dai principi generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. Nonostante le diverse sensibilità, ha aggiunto Fedriga, la cui giunta regionale è in crisi per una spaccatura tra Lega e Forza Italia da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, i presidenti di regione hanno votato un documento unitario per chiedere al governo un approfondimento sul tema terzo mandato. Intanto, assente la Premier, a Venezia c'è una parata di ministri, ma la polemica è sempre dietro l'angolo. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi va dalle zone rosse alla manifestazione contro il decreto sicurezza in Campo Sant'Angelo. Un decreto che prevede rafforzamento degli strumenti di contrasto delle truffe agli anziani, rafforzamento di strumenti di contrasto delle occupazioni abusive di immobili ai poveri anziani o alle persone vulnerabili che escono di casa e si trovano la casa occupata, le body cam per i poliziotti e tante altre cose. Dire che è un decreto liberticida mi sfugge. Per il ministro all'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin sull'ipotesi di una centrale nucleare a Marghera. Io credo che arriveranno prima le navi mercantili a Marghera con il reattore nucleare che non altre valutazioni. Persino polemica dentro la Fenice sulla paga di soli 70 euro lordi agli orchestrali per 2 giorni di lavoro per incidere l'inno di Mameli in occasione del 2 giugno. Luigi Brugnaro si è offerto di devolvere una parte del suo stipendio da sindaco. Però non voglio aprire varchi che poi non sembra che fanno gli accordi sindacali con i soldi del sindaco, perché è tutto così, capito? Basta dare una ungia e uno si prende il braccio. Però certamente risolvere questa cosa ci provo, insomma. Da Venezia a Treviso, il prossimo 26 maggio scatterà la zona rossa nel quadrante di Via Roma. All'esito dei controlli delle attività svolte in questi mesi ho deciso per l'applicazione della zona rossa, quindi l'adozione dell'ordinanza a decorrere dal 26 maggio per una durata di 40 giorni. Si colora di rosso il quadrante di Via Roma a ridosso della stazione, l'annuncio a margine del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, con lo stesso prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, a comunicare tempistiche e modalità di una misura attesa quanto discussa. Questo strumento consiste nella possibilità di allontanare tramite un ordine le persone che abbiano commesso determinati reati, abbiano, diciamo semplicisticamente, la fedina penale sporca per determinati reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti e che abbiano un atteggiamento, comportamenti aggressivi, molesti, pericolosi per la sicurezza pubblica. Da lunedì 26 maggio e per 40 giorni, quindi, Treviso testerà la sua prima zona rossa, limitata a un'area di circa 1 chilometro quadrato. La mappa è dettagliata. Sarà circoscritta nelle zone delle infrastrutture ferroviarie e dei quartieri adiacenti, perché sono le zone di maggior degrado sociale, per cui Piazzale Duca d'Aosta, Viale Alcide De Gasperi, Via Lungosile Mattei, Riviera Santa Margherita, Via Reggimento Italia Libera, Via Fratelli Bandiera, lato Porta Altinia. Nell'area vengono ricomprese Largo di Porta Altinia, Via Roma, Via Orioli, Via Tommaso da Modena, Via Girolamo da Treviso, Via Giustinian Recanati, Via Pietro di Dante e Via Dandolo. Quanto a possibili misure analoghe per altre aree in città e in provincia, il prefetto è chiaro, non si esclude nulla, ma servono dati oggettivi. Non è che mi alzo la mattina e firmo un provvedimento. Il provvedimento prevede un'istruttoria, dei tempi, delle analisi, dei dati. Io non escludo nulla.
ma al momento, prima di prevedere qualunque altro strumento, bisogna che si faccia un'analisi seria come è stata fatta per il resto. Attivate forme di collaborazione con i commercianti, nei prossimi giorni si presenterà anche un progetto congiunto con l'ULSS 2 sulla prevenzione della violenza giovanile. Avremo un ulteriore strumento per garantire la sicurezza di tutti. Dalla zona rossa di Treviso a quella di Padova, su cui è intervenuto a Venezia anche il ministro dell'Interno Piantedosi. È una decisione che hanno adottato le autorità locali di pubblica sicurezza, meritano sostegno perché vuol dire che se è una situazione di questo tipo vuol dire che è particolarmente impegnativa e quindi si sono assunti la responsabilità nei confronti della cittadinanza di un impegno così. Dal ministro dell'Interno Piantedosi sostegno al prefetto di Padova dopo le polemiche per l'istituzione della zona rossa in un intero quartiere, quello dell'Arcella, il più popoloso e multietnico della città. Il ministro risponde alle dichiarazioni fatte dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che contrario al bollino di zona rossa per il quartiere aveva parlato di decisione calata dall'alto e dalla Lega. Calato dall'alto perché il ministro dell'Interno dà delle direttive come previsto dalla legge tra i compiti della sua responsabilità, poi ovviamente c'è una applicazione che viene fatta sui territori. Io trovo più che altro un po' singolare che si rifiuti un modello di rafforzamento dei controlli sul territorio che mi sembra sia molto gradito dalle persone e dalla gente. Ho letto addirittura di valutazioni circa la possibilità che calassero il valore degli immobili. Insomma, francamente non conosco i mercati immobiliari di determinate città, ma mi sembra un po' strano che questo possa accadere, però fa parte anche questo delle discussioni. Adesso vedremo gli esiti. E a proposito di esiti, Piantedosi definisce soddisfacente la sperimentazione a livello nazionale delle zone rosse, provvedimento che a suo dire riscuote il consenso dei cittadini. Gli esiti che abbiamo a livello nazionale noi li pubblichiamo periodicamente, lo faccio anche attraverso i canali social, sono molto positivi sia nei numeri ma sia negli apprezzamenti che riscontriamo. Siamo ancora a Treviso, nel Trevigiano, parliamo del velodromo di Spresiano, il sopralluogo di Unione Ciclistica Internazionale e Federazione Italiana, l'impianto pronto per l'autunno del 2027. Credo che ormai possiamo dire che ci siamo vicini, le procedure sono avviate, per cui è veramente solo un discorso di tempistica pratica per quelle che sono le procedure di assegnazione dell'appalto. Velodromo di Lovadina pronto per l'autunno 2027, non un miraggio ma una convinzione solida, avvalorata dal sopralluogo effettuato nel sito dal presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale David Lapartien insieme al presidente della Federazione Italiana Cordiano Dagnoni, al segretario Marcello Tolu e al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. A breve, una volta revisionato il progetto, Federciclismo procederà agli appalti per la costruzione e la gestione dell'impianto, così da far ripartire il cantiere per l'inizio del 2026. Oggi questo sopralluogo è stato molto importante anche per mettere in condizione il presidente Lapartien di vedere coi suoi occhi quella che è la situazione già di base, quello che è il nostro auspicio di poter avere anche l'assegnazione di grande mondiale nel 2031 in Trentino, per il quale questo impianto, questo velodromo sarà sede appunto delle gare su pista. Struttura da 2.500 posti a sedere, ampi parcheggi, impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il 30% del fabbisogno energetico. Una volta realizzato, il velodromo trevigiano potrebbe essere dunque determinante nell'assegnazione dei mondiali, nella sfida che vede contrapposte Provincia Autonoma di Trento e Svizzera. La decisione sarà presa in settembre. Noi speriamo che nella scelta dell'UCI sia fondamentale la costruzione di questo nuovo velodromo. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Verona, all'Arena, il ricordo di Sammy Basso. Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni. E l'ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili. Il silenzio commosso sul palco Giovanotti ha colto la voce di Paolo Ruffini, che davanti alle 5.000 persone in Arena a Verona per incontrarti, serata che ha visto dialogare differenti arti e abilità, artisti e talenti speciali, ha dato il via alla lettura a più voci della lettera testamento di Sammy Basso, il ricercatore universitario di Tezze sul Brenta, morto lo scorso ottobre.
L'amore per la vita di Sammy Basso, la sua profonda fede, ha ancora una volta colpito tutti, anche il vescovo di Verona, Domenico Pompili. Chi mi conosce sa bene che non sono un tipo a cui piaccia dare consigli, ma questa è la mia ultima occasione, perciò ve ne prego, amici miei, amate chi vi sta intorno, non dimenticatevi che i nostri compagni di viaggio non sono mai il mezzo, ma il fine. Il saluto finale della lettera testamento è affidato a Giovanotti, con cui Sammy aveva creato un legame speciale, e ancora una volta la grande bellezza di questo giovane uomo ha accarezzato i cuori di tutti. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo. Arrivederci.